lavorano. I veneti lavorano. È l'unica regione con altre due. Siamo in diretta, siamo in diretta. Che tira avanti. Cesare e poi De Francesco. Chi di voi due deve intervenire? Prego, De Francesco, in ordine. Lo stesso abbiamo fatto il giro. In ogni caso, ecco, volevo dire, parliamo della Electrolux, ok? Io sono un libero professionista, ho avuto la fortuna di lavorare per 40 anni anche ininterrottamente, non godo di ammortizzatori sociali, sono molto preoccupato se domani non riesco a lavorare, nessuno mi dà i soldi, ma nemmeno me li aspetto. So che devo guadagnarmeli e cercare di andare sul mercato. Per 20 anni ho lavorato addirittura nel mondo nel mercato dei beni di consumo, anche nell'elettrodomestico. Quindi ho assistito all'Electrolux quando si chiamava Zanussi, Rex e quant'altro, che era una mia concorrente, e lavoravo nel Veneto. L'Italia nell'elettrodomestico aveva la leadership assoluta in Europa. È venuta dalla Svezia l'Electrolux, ha comprato una delle fabbriche di eccellenza in Italia e oggi sta negoziando con lo stipendio degli operai per un 20%. Mi pare che sia un 20%. Mi dispiace vedere sempre i sindacati pronti a difendere solo il lavoratore o principalmente il lavoratore come se avesse il lavoratore un avversario che è l'azienda. Io l'azienda la vedo fatta non dai macchinari, ma l'azienda con il management assieme al suo personale. Il valore di un'azienda è il know-how del personale che è irriproducibile. Se facciamo un conto quanto può incidere quel 20% all'interno del costo di un elettrodomestico, credo che sarebbe ampiamente superato questo problema dall'abbattimento del cuneo fiscale che c'è all'interno di un bene di consumo che noi dobbiamo e possiamo distribuire, perché prima lo distribuivamo in tutta Europa. Oggi il problema del costo intrinseco, cioè dell'incidenza del lavoratore sul prodotto finito, oscilla a seconda del settore e via dicendo dall'8 al 20%, ok? Quindi non è abbattendo al 20% lo stipendio che abbiamo reso competitiva l'azienda. Quando parliamo di grande azienda, vediamo anche la Fiat, alla quale con i sindacati, purché gli desse lavoro, fino adesso gli abbiamo dato 100 miliardi di euro, e non è poco. Vediamo altre grandi aziende nel mondo del tessile e della moda, che sono imprenditori che investono, non faccio nomi, ma investono nelle società autostrade, poi certi utili. Possiamo fare i cognomi, Benetton? No, tanto perché non si capisse. Nomina, solo cognomi. Detto, basta quando dico ma diciamolo pure tranquillamente. Però la vanno Benetton, a investire questi profitti, che ha in mano tutti gli autogrill e smontano da una parte verso gli autogrill dall'altra. Non per dare contro, però mi piace vedere quell'imprenditore, perché il Veneto, l'Italia è ricca di piccole e medie imprese, sono il tessuto industriale che dà lavoro a tutti e devono essere difese proprio perché ci sono questi lavoratori autonomi che accettano il rischio, che si giocano le case, ok? Per mantenere, c'è gente che non ha pagato l'IVA per pagare i dipendenti, però non ho mai visto un sindacato mettersi in fianco a uno di questi imprenditori che rischiano anche la galera. Gli imprenditori hanno le loro associazioni, hanno 10 associazioni. È una denuncia che voglio fare sui sindacati, perché comunque ricordiamoci che le imprese vivono con le persone, non con i macchinari che hanno acquistato. Okay? E si esprimono nel mercato proprio magari grazie alle associazioni di categoria che non devono mirare all'obolo di iscrizione, ma devono anche sforzarsi ad aiutarle, primo nella formazione, perché quando si va all'estero noi competiamo con persone, con aziende, e se guardiamo i cinesi abbiamo gente che è laureata, che sa 3 lingue e anzi si laureano per diktat della loro nazione nel periodo più breve possibile. Non è che si laureano per fare quel lavoro, l'ingegnere, ok? Perché magari certe volte io studio e non riesco a fare quel lavoro mio.
e pretenderei fare anche l'ingegnere perché ho studiato il 90% però sono sottopagati a tutti i livelli. Ritorniamo al discorso. Non possiamo mica fare questo paragone, non possiamo fare questo paragone perché non andiamo in modo parte. Cesaro. Qui guarda cosa fanno quando troviamo i laboratori cinesi, cosa succede. Aspetta, confortino un attimo, se la passo la parola a lui. Quando parlo di Cina e abbiniamo i sindacati, io avrei una ricetta. La Cina è un problema grosso per noi, no? La Cina ci sta portando via il lavoro, la produttività, la redditività come paese. Io manderei in Cina la Camusso, Angeletti e Bonanni, 2 anni, li lasciamo lì e prendiamo i cinesi per fame, sono convinto. Cioè li distruggeremo. Con i nostri sindacati noi saremo in grado di distruggere la Cina. E non è una battuta, io sono convinto. Cioè quando prima De Franceschi diceva non abbiamo mai trovato, io faccio l'imprenditore, non abbiamo mai avuto i sindacati di fianco agli imprenditori, ma per fortuna. Noi ce la siamo sempre cavata da soli, non lo sa, noi abbiamo sempre fatto le nostre battaglie da soli. Avete avuti anche anzi contro, spesso contro i sindacati, che facevano gli interessi di parte, perché prima si diceva che si butta tutto in politica, no? D'altra parte la vita è politica, no? Cioè quello che noi diciamo è sempre e comunque politica, però io non ho mai avuto la fortuna o la sfortuna di avere un sindacalista che mi dicesse ma attento Cesaro, ma come fai a continuare a lavorare qui in Italia? Perché non delocalizzi? Perché non fai finanza creativa anche tu? Perché non investi in altre cose che non siano la tua azienda? Perché io dicevo, ma non è demagogia, perché sono un patriota, perché io credo in questo territorio, in questa nazione, in questo paese. Io penso che l'obiettivo di un'azienda sia quello non di far soldi esclusivamente, anche se i soldi fanno comodo a tutti, bisogna essere onesti, ma l'obiettivo di un'azienda sia quello di dare lustro, di dare vigore, di dare reddito e di esistere al paese in cui questa azienda vive. Ecco, io ho sempre ritenuto che questo fosse l'obiettivo che si doveva prefiggere un imprenditore. E cosa vuole che le dica Elena? La situazione che noi stiamo vivendo in questo momento, a parte che i Confcommercio fate la marcia su Roma, io per ovvi motivi non posso parteciparci perché sennò mi metterebbero in gabbia, ma voglio dire però se pensate di farla magari in treno o in autobus o in pullman vengo tranquillamente, basta che non facciamo una marcia. Io prima lei citava anche il movimento 9 dicembre, no? Noi abbiamo sempre visto questi signori con molto riguardo, li abbiamo sempre apprezzati perché sono stati i primi fra gli italiani, almeno che io sappia, escludendo qualche presente che si è sempre fatto il mazzo per portare avanti le proprie idee, sono stati i primi degli italiani che si sono alzati in piedi e che hanno detto noi non ci stiamo più, avranno fatto degli errori, avranno delle manchevolezze, avranno sicuramente delle cose, delle storture da sistemare, però in tutta onestà sono quelli che hanno ribadito ad alta voce noi non ci stiamo più, ci state facendo morire e quello che a loro non sta più bene, io li sento quasi quotidianamente, e quello che a loro non sta più bene è che anche per esempio in una città come Padova sia il vecchio che è lì da 20, 30 anni, 40 anni, che si ripresenta ogni volta come la medicina, no? Cioè la malattia per 20 anni, per 30 anni, come per miracolo diventa medicina e sono sempre lì a dirti no, fino adesso abbiamo sbagliato. Cioè lei, Elena, se va da un parrucchiere, no, detto da me, va bene, ma mettiamo che lei vada da un parrucchiere, no? Che ogni volta le sbaglia lo shampoo, le sbaglia il colore, sempre che lei si faccia il colore. Dopo 20 volte non ci va più, anche se le dice guarda ho trovato un sistema, invece noi italiani cadiamo sempre in questa trappola, no? Abbiamo sempre le stesse persone che strariciclate, che vengono sempre lì a pontificare e a dire no, Casini, faccio un nome, Casini, no, non faccio nomi, cognomi, Casini, ma anche qui a Padova ne potremmo dire alcuni, insomma, ecco, ma io per decenza non li, per amore, ma di fatto è un problema, sono sempre gli stessi. Ma ecco, noi dovremmo fare come i forconi, voi li chiamate i forconi, il movimento 9 dicembre. No, il movimento 9 dicembre perché effettivamente non ne possiamo più, cioè bisogna resettare tutto, bisogna cambiare le facce, bisogna cambiare gli approcci al problema, ci siamo stancati, qui stiamo a parlare di regioni, province, qui è da cambiare tutto.
regioni, province, Ma gli italiani comuni. sono sempre quelli, attenzione. No, ma gli italiani non sono, guardi che anche i gatti nascono ciechi e che dopo 3, 4, 5 giorni aprono gli occhi. Io spero che gli italiani dopo 70 anni sti occhi abbiano la fortuna e anche di aprire. Adesso sentiamo un attimo, c'è un telespettatore. Posso solo una cosa? Un attimo, abbiamo 2 telefonate con Fortin. Resistere un attimo, sentiamo i nostri telespettatori Borrelli. a cui chiedo. Elena fa Borrelli, è un avvocato e fa la parte del pubblico ministero, non si può. Un attimo, 2 telefonate, una dietro l'altra abbastanza rapidamente. Pronto? Pronto? Sì, da dove chiama? Buonasera, sto chiamando di Verona, sono anche Sì. un straniero, sto seguendo questa emissione che è veramente interessante. Dica. Quindi praticamente sto chiamando per parlare soprattutto per me, perché ho sentito tanti italiani che dicono che devono mandare gli stranieri. Gli stranieri, non sono stranieri che sono, diciamo, il diavolo dell'Italia, perché gli stranieri anche contribuiscono al sviluppo dell'Italia. Perché gli stranieri, io so che anche in Francia, perché ci sono andato tante volte, in Germania ci sono andati tante volte, ho visto stranieri che fanno il lavoro, che aiutano anche quelle paesi lì, e quelle che aspettiamo proprio dell'Italia. Ecco, anche italiani ci sono anche a casa nostra, perché mi sono ivoriano, italiani sono a casa nostra e lavorano lì tranquillamente e noi non possiamo mica dire a loro di andare a casa loro, perché abbiamo tutti il rispetto per gli umani. Ecco, è che io se sento un italiano che mi dice tu vai a casa tua, è vero che siamo chiamati un giorno a essere stranieri ovunque, anche stranieri italiani quando vanno in Germania sono anche stranieri là. Certo. Ecco, quindi non possono dire pubblicamente davanti ai bambini, davanti alle donne e ai figli che gli stranieri, soprattutto i neri, sono i diavoli, perché mi passando sulla strada ho sentito un piccolo bambino di 3 anni che mi diceva: è vero che i neri sono diavoli? No. Perché? Perché l'ha imparato dai genitori. Questo qua dobbiamo smettere di dire certe cose, dobbiamo cercare di andare avanti con l'Italia, perché l'Italia è solo un paese, qua in Italia praticamente è solo un paese dove c'è sempre quel discorso lì. Va bene, dobbiamo smettere, cercare di andare avanti, perché l'Italia ha molti problemi. Lasciamo le razzismo e cerchiamo di andare avanti con il lavoro. Noi siamo razzisti, il signore dice che siamo razzisti. No, per chiedere, per capire. Ha vissuto questa situazione. Grazie comunque del suo intervento, anche della sua testimonianza. Grazie. Sentiamo un altro telespettatore, pronto? Mi chiamo Bruno. Da dove chiama? Da Verona. Dica, signor Bruno. Senta, io vorrei fare innanzitutto un grosso complimento a quel sindacalista che ha parlato prima, perché effettivamente io sono un diplomato, io ho vissuto gli anni 70 e negli anni 70 gli operai erano sfruttati, trattati come bestie e si sono fatti da casa, si sono comprati l'appartamentino. Adesso invece gli operai sono trattati come signori, rispettati, hanno i diritti e le case all'alta sono sempre di più e la gente che si mangia la casa è sempre di più. Questo grazie ai sindacati. Poi vorrei dire un'altra cosa a quei signori di fare una domanda. A quale signore? A tutti quanti. Ah, va bene, dica. Ditemi un motivo, prima che muoia, non subito. una persona, un dipendente statale deve prendere 90.000 euro al mese, un motivo. Va bene, no, chiarissimo, qua torniamo su altri discorsi. Grazie del suo intervento, grazie molte. Allora, chiedeva la parola, Confortino, stavo dimenticando. Non mai la parola, te la chiedo, non me la dai mai. No, volevo fare una battuta, ma una cosa seria. Ma questi imprenditori, quelli che ho sentito anche prima parlare sugli operai, ma se non c'è gli operai non esistono neanche gli imprenditori. Operai bravi o non bravi, ma non esistono, perché se non partiamo da questo principio facciamo solo demagogia che non fa bene a nessuno, né agli imprenditori, né allo Stato italiano, né a nessuno. Allora a me mi va anche bene ascoltare fino a un certo punto, e ascolto perché è giusto che devo ascoltare, ma sulla situazione Electrolux non è che
è colpa dei lavoratori se queste cose vanno male. Dietro a Electrolux ci sono dei disegni di imprenditori di ogni tipo, perché quando andava bene che venissi in Italia, basta che noi guardiamo cosa sta facendo la Benetton in questo momento, non va più bene. Per chi non lo sa, si trasferisse in Bosnia o si trasferisse da un'altra parte, ma non perché le piace trasferirsi, perché lì paga molto meno il mondo del lavoro. Allora per certi anni hai sfruttato qui gli italiani, come potrebbe, adesso si sposta e va dall'altra parte. Io non so se qualcuno si ricorda dello Sport System. L'Italia, cioè Montebelluna fino dove c'è la Benetton, eravamo al centro del mondo per la Sport System. Io sono nato con la Sport System. Lì abbiamo fatto eccellenze. Parlo i scarponi, parlo tutte queste cose qua. Quindi? Ma quindi che se manca i lavoratori che vengono criticati e via dicendo. Ma io penso che qualcuno vada fuori di testa quando dice certe cose. Ma che critica? Sì. Su questo, nessuno su critica questo, i su questo momento. Sposato rapidamente, poi pubblicità. Abbiamo criticato i sindacati, ma non è che sia la stessa cosa. Ma no, allora Sindacati e Confortini, un attimo lavoratori solo. sono allora tu C'è sposato. puoi spiegarglielo ad altri. Sì, Il se sindacato c'è perché c'è i lavoratori, ma non perché me l'ha chiamato i sì, datori del Assolutamente. lavoro. Non ho È chiarissimo. solo per questa Ma no, ma questione. Confortini, un attimo Ma solo, stai che c'è dicendo, sposato e abbiamo la pubblicità. Ma cosa mi stai dicendo? Ma cosa mi Aspetta, stai Ma cosa dicendo? sto dicendo? Ma cosa Ma dici? dicendo? Ma cosa Ma dici? cosa sto Sì, dicendo? Ma di cosa parla stai tu non. dicendo? A parte che non capisco, ma forse è dovuto Vabbè, al mio che non è sono, normale che sono che- mente è umile. normale che Guarda tu che non non capisco capisca, quello che è dici. normale che Però tu voglio non dire, ma anche il capisca. senso, a parte la forma, ma anche il Cesaro, senso. credo. Cosa vabbè, dico? ma- Io ho parlato mai dei come hai sindacati, parlato? non dei lavoratori, Ma perché io lo- senza anche lavoratori dei lavoratori non sarei hai detto, nessuno. anche i Ha fatto la lavoratori. proprietà Tu sei un transitiva. sindacalista, cioè, sarai stato anche un lavoratore. Io non ho parlato male dei lavoratori, i lavoratori sono la fortuna della mia azienda. Io ho detto che i sindacati in questo momento non fanno l'interesse dei lavoratori e tanto Me meno lo delle fa i imprese. padroni l'interesse Questa dei cosa lavoratori. c'entra i padroni. Ma chi lo fa i Siamo padroni tutti interessi i nella stessa lavoratori? barca. Ma Ma lo cosa mi farete stai voi dicendo? l'interesse Ma che dei razza di lavoratori idee hai e tu? che Ma ogni dove sindacalista vivi? che ha fatto Ma fortuna dov'è che è andato a vivi fare tu? il ministro, il Ma dov'è che presidente vivi? del Senato Perché i o il padroni non sono sottosegretario tutti andati o a il fare parlamentare quella roba lì. europeo. Ma cosa Quella è la stai fine che vi dicendo? aspetta Ma a voi ma come e poi i stai- lavoratori Aspetta. che vi Ma guardano vai a con dirlo ad inerzia. altri, Ma non che qua, vai a dirlo ma ad non vi altri. credete, ma posso Ma dire, cosa ma non dici? ci credete neanche più voi a quello che dite. Non ci credete neanche tu più sei- voi. cosa Perché se cosa ti- interpreti? perché Cosa se ti interpreti chiedo fra quello che 10 dicono minuti gli quello che hai altri? detto, non ti Ma ricordi. cosa interpreti? Non ti Ma ricordi. Aspetta. chi rappresenta? Ma Aspetta ogni un volta attimo. che mi Ma trovo guarda qua, chi mi rappresenta. tocca litigare. Ma Cioè io guarda chi devo rappresenta. litigare con No, no, Cesare. Cesare. Chissà perché litighi Non sempre litigate, ogni volta. dai, aspettala. Chissà perché a litighi parte che mi sempre vengo ogni un po' da volta. ridere. Tranquilla. Però mi Quando viene anche da per litigare. ogni volta. Non sta- tranquillo, dai, sposato. ma Fermo là, Cesaro, non l'ha sposato. Se Un attimo volete, se solo. volete vi lasciamo da prego. soli. Abbiamo la pubblicità, lui deve dire 2 secondi, pubblicità. Ho bisogno di 2 ore adesso. non No, 2 secondi. allora vediamo la pubblicità, poi torniamo. Dai. Io Pubblicità, non poi torniamo insieme. Dai che così. Sì, sì.